lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come il braccio non può fare tutto per se stesso e non rimane nella vita, così anche voi non rimanete in me. Io sono la vita, voi i bracci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto tutto, perché non potete fare nulla. Non è mirabile il trattamento dell'Eucaristia ci lasciato il memoriale della Tommaso. Noi che adoriamo e dedichiamo il tuo santo mistero del tuo corpo, del tuo sangue, per esercire sempre in noi i benefici della religione. Abbi il nostro cuore non illuminare e guida i nostri passi sulla tua luce.
lasciare posto è una parte con la scena di Gesù che dice ai discepoli: Signore, insegnaci a... Ed egli risponde: quando pregate dite Padre. Questa parola è il segreto della preghiera di Gesù. È la chiave che Lui stesso ci dà perché possiamo entrare anche noi in quel rapporto confidenziale Padre che ha sostenuto tutta la sua. Il Padre Gesù associa due richieste. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. La preghiera di Gesù piana. E prima di tutto un fare posto alla santità in noi, la possibilità che primo si pane, le tentazioni. Non si può vivere senza pane, può vivere senza per il popolo di Dio nelle tentazioni. Non è quale dei pellegrini. Un pane non si spreca, che non appesantisce. Di tutto quello che compra che primo si pane, le tentazioni. Dio non riesce a vivere facili, sono può vivere senza l'ultimo donare consacra l'insidia del male, della tutti cos'è una tentazione. Lì sulla preghiera prosegue con due parole, quali egli pregiamento di un amico nei confronti e quello di un padre di suo figlio. Entrambi ad avere piena fiducia in Dio.
sentiamo con audacia, senza. Modo di partecipare alla retta. La preghiera è il male nelle nostre. Mi serve a convincerlo. Fede e la nostra pazienza, la nostra insieme a Dio per le cose da andare. Siamo in due, Dio e io. Allora, importanti. Una cosa importante che Gesù dice, noi domandiamo, Spirito, donami lo Spirito. Se voi che siete cattivi, buoni, Padre vostro del cielo darà lo chiede, lo Spirito. Dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo venga in noi. Bene. Volontà di Dio. Che bella preghiera sarebbe in questa settimana che ognuno sia al Padre, dammi lo Spirito Santo. Donna c'è insistenza dallo Spirito di Dio. Gesù non in maniera mondana, guidati dallo Spirito. Essere alla presenza ogni malattia. Mi piace messa, pregare il rosario, serale, sera, facciamo visto. Un'ora di adorazione. Ma anche una preghiera quando magari siamo in attesa di un amico e della cosa che memoria di quello che il Signore ha fatto nella sua Chiesa. Per me è la memoria in cui San parla nella prima striscia, nell'incontro misericordioso con Cristo. Mi chiedo, Cristo, che fare per Cristo, di cui parla Sant'Ignazio anche nella Contemplatio, l'amore, memoria, ricevuti, soprattutto reale. Io posso dimenticarmi di lui, il male, la memoria, il libro del Deuteronomio, di Dio che sono l'alleanza tra Dio e il suo, questo è la memoria che fa il figlio e che fa essere. Pronto? Sì, buonasera. Sono Stefano Pasquale, CTE, parlo con la falegnameria. Non ho capito con chi parlo. Stefano Pasquale della CTE, parlo con la falegnameria. Sì? Sì, noi siamo la CTE, facciamo le verifiche messe a terra della legge 462. Creatura, Si fanno io sono a fine carriera eh, e ho chiuso il magazzino, il laboratorio, lavoro solo per conto terzi in casa degli altri, così. ho capito. Sì, sì, vedi il mio codice fiscale, vedi bene che hanno solo 42 anni che lavoro. Certo, certo. Troppi! Troppi, sì. Va
Bene. Grazie comunque. Grazie a buona lei, serata. saluti. Sei pazzo. Due. Sei pazzo. Tre. Fratelli nella liturgia. Per comprendere la bellezza della celebrazione eucaristica c'è da sottolineare un aspetto molto semplice. La messa era. La prima stanca. Infatti con la esultio dobbiamo rispondere veramente la preghiera. È tutto dialogo. L'uomo è stato creato come essere in relazione personale con Dio e trova la sua piena realizzazione nell'incontro con il suo creatore. La strada della vita è verso l'incontro definitivo con il Signore. Il libro della Genesi afferma che l'uomo ha immagine e somiglianza di Dio. Una relazione perfetta d'amore, possiamo comprendere che noi tutti siamo stati creati in mezzo di amore. Dobbiamo amarci
Così la pienezza. Quando Mosè di fronte al chiamata di Dio, qual è il suo nome? E che cosa? Io sono colui. Questo senso originario esprime presenza e favore. Infatti subito dopo Dio aggiunge Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Chiama i suoi discepoli affinché siano quel grande, poter sperimentare che la messa sia è già questa che attraverso di lui, Dio, ogni fratello.
Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rimanere in silenzio. Nel dialogo ci sono momenti di silenzio, insieme a Gesù. E quando noi andiamo a messa, forse arriviamo 5 minuti prima, e perché noi incominciamo a chiacchierare con questo che è accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare. Il silenzio per prepararci al dialogo, cogliersi, mirarci all'incontro con Gesù. Il silenzio è importante. Ricordatevi quello che rispetto al silenzio. Il silenzio ci prepara, ci accompagna. E dal misterioso silenzio di Dio scaturisce la sua parola che risuona nel nostro cuore. Gesù stesso ci insegna come realmente è possibile stare con il Padre. E ci mostra con la sua preghiera. I Vangeli ci mostrano Gesù che si ritira in luoghi appartati a pregare. I discepoli, vedendo i suoi incontri con il Padre, sentono il desiderio di potervi partecipare e gli chiedono: Signore, insegnaci a pregare. Essere umili è riconoscersi figli, è riposare nel Padre e fidarsi di Lui. Per entrare nel regno dei cieli è necessario farsi piccoli come bambini.
bambini. Per entrare nel regno dei cieli è necessario farsi piccoli come i bambini. Nel senso che i bambini sanno fidarsi, sanno che qualcuno si preoccuperà di loro, di quello che mangeranno, di quello che indosseranno, e così via. Questo è il primo atteggiamento, fiducia e confidenza, come il bambino verso i genitori, sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura di te, di me, di tutti. La seconda predisposizione, anche se è proprio dei bambini, è lasciarsi sorprendere. Il bambino fa sempre mille domande perché desidera scoprire il mondo e si meraviglia persino di cose piccole, perché tutto è nuovo per lui. Per entrare nel regno dei cieli bisogna nella nostra relazione con il Signore, nella preghiera. Domandiamo, ci lasciamo meravigliare o pensiamo che la preghiera è parlare a Dio come fanno i pappagalli? Sì, la preghiera. Fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi meravigliare. Ci lasciamo sorprendere da Dio, che è sempre il Dio delle sorprese, perché l'incontro con il Signore è sempre un incontro vivo, non è un incontro vivo, e noi andiamo a messa e non a un museo, andiamo a un incontro vivo con il Signore. Nel Vangelo di Giovanni si parla di un certo Nicodemo, un uomo anziano, un'autorità di Israele, che va da Gesù per conoscerlo. E il Signore gli parla della necessità di rinascere dall'alto. Ma che cosa significa? Si può rinascere, tornare ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia della vita. È possibile anche davanti alla fatica e al dolore? Questa è una domanda fondamentale della nostra fede. E questo è il desiderio di ogni vero credente, il desiderio di rinascere, la gioia di ricominciare. Noi abbiamo questo desiderio. Merda!
Che merda! Puttana! Cogliona! Puttana! Il desiderio di rinascere. Eh sì, si può perderlo facilmente. A causa di tante attività, di tanti progetti da mettere in atto, alla fine ci rimane poco tempo e perdiamo di vista quello che è fondamentale, la nostra vita del cuore, la nostra vita spirituale, la nostra vita che è incontro con il Signore nella preghiera. In verità il Signore ci sono.
Ehi! Tanta roba qua, Tanta roba. È tanta roba? È a bombe, no? Molto bene. Grazie.
Oh là.
Ciao.
Oddio. Anche noi rendiamo la nostra cielo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Che regni in pace con noi. Diamoci il dono della pace. Mamma mia. Questo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
e in te, Signore, la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Preghiamo. Dio Onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente con una vita santa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. Auguro a tutti voi una buona e santa serata, un rientro nelle vostre case con quella dimensione di silenzio e preghiera che vince ogni tentazione e dà speranza alle persone che incontriamo. Ci vediamo, per chi desidera, alla messa di Perdeole questa settimana alle ore 11. Salutiamo anche gli amici che ci seguono da casa e anche le persone, i volontari che rendono possibile la diretta streaming per condividere in modo universale la nostra esperienza di fede. Buona serata a tutti voi. Dagli sguardi tuoi per una volta sola, madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva Maria chi Okay, dieses